Buongiorno a tutti, benvenuti. Anche se siamo un po' in famiglia, usiamo il microfono perché c'è la registrazione, perché questo piccolo incontro al Salone del Libro di Torino andrà anche su YouTube, come il Centro Studi Piemontesi ormai fa da più di un anno per tutte le sue conferenze e iniziative. Salone del Libro di Torino, spazio degli istituti culturali del Piemonte. Il Centro Studi Piemontesi, Cadde Studi Piemontesi, è da 32 anni che ha un suo stand al Salone del Libro, prima a Torino Esposizioni, poi a Lingotto, e più o meno siamo sempre nel padiglione 2, quest'anno siamo al padiglione 2 K01 e quindi invito tutti a venirci a trovare nello stand dove abbiamo tutti i nostri libri. Mentre gli istituti culturali del Piemonte da alcuni anni, grazie alla Regione Piemonte, hanno uno spazio dove possono inserire dei loro incontri, conferenze e conferenze, quello che desiderano, presentazione di libri sulle loro attività. Visto che il Centro Studi Piemontesi quest'anno 2019 ed esattamente poi il giorno 11 giugno di quest'anno faremo 50 anni di attività, abbiamo pensato di dedicare un incontro a raccontare qualcosa dei 50 anni di attività del Centro Studi Piemontesi. Sappiamo bene che il Salone è diciamo una vetrina per i grandi editori, per i grandi scrittori, che è molto più facile per loro attrarre migliaia di persone. Comunque almeno la nostra è una presenza comunque di testimonianza. Di attività per il 50° ne abbiamo diverse, ne parliamo oggi qui prima di tutto con il presidente del nostro centro studi Giuseppe Pichetto, a cui do subito la parola. Abbiamo invitato alcuni altri amici e collaboratori, Rosanna Roccia, che è il direttore della rivista Studi Piemontesi, Graziella Riviera, che ha pubblicato per noi un libro uscito l'anno scorso di grande successo, La strada del fiammingo, ma che nella sua prima vita di attività di giornalista come Rai 3 Cultura sempre ha seguito le nostre attività con attenzione. Poi abbiamo il generale Franco Cravarezza, socio, collaboratore, anche lui ha pubblicato con noi un libro di cui magari dirà dopo una parola, ma soprattutto in questi anni il rapporto con il generale Cravarezza si è stretto in quanto presidente dell'ABNUT, Associazione Amici della Biblioteca Nazionale, con la quale abbiamo fatto tante iniziative, e adesso anche come presidente del Museo Pietro Micca. C'è Gustavo Mola di Nomaglio, il vicepresidente, che poi chiuderà questi brevi interventi. Tutti i presenti sono tutti amici collaboratori, quindi dopo, prima di chiudere, chiunque potrà dire qualcosa e ci farà piacere, ma soprattutto penso che farà piacere quelli che su YouTube, che saranno ovviamente molti di più, saranno presenti qui. Mi fa piacere ringraziare, perché le vedo qui presente, Simona Di Napoli e Marta Vicari, che si sono date da fare insieme a Gabriella Morabito e ad altri per rendere diciamo vivo e presidiare tutti questi giorni lo spazio Istituti Culturali del Piemonte, oltre che la Regione Piemonte, che ho già ringraziato all'inizio. Darei subito la parola al Presidente e poi via via andiamo avanti. Passano delle foto dei nostri 50 anni di storia. Prego. Grazie Albina, grazie a voi che siete qui presenti. Siamo pochi ma buoni, lo spazio è bellissimo. Abbiamo compiuto 50 anni. Si sembra che siano tanti, sono pochissimi. Mi dicono tutti, l'Accademia della Crusca ha 300 anni, voi ne avete 300, 400? No, dicevo, noi ne abbiamo soltanto 50.
E Gandolfo, che è nato nello zero, nel 1900, è morto nell'87, nella sua vita pur lunga è riuscito a fondare questa meraviglia appoggiata dall'industria che, non lo dimentico mai, è retto in un modo importante come fosse una industria. C'è però Rosanna Roccia e chi lavora con lei che parla di cultura e io riaffermo, anche se la Compagnia di San Paolo dice che la cultura non serve più, servono l'housing, l'aiuto alle famiglie, che so io cosa. No, invece la cultura è la radice gestita poi bene, come l'archivistica, è la base del nostro vivere. Quindi viva la cultura, gestita come la gestiamo noi. Io vi saluto soltanto, è ammirevole che abbiamo uno spazio così elegante, così bello, così raccolto in mezzo a un salone dove tra qualche minuto non si riesce più neanche a entrare. Anche io stesso sono entrato con degli artifizi, con un pezzo di carta che forse ha usato anche Gustavo, anche no, solo io. Allora, bellissimo. Gli artifici erano a buon fine. Allora, interverrò magari ancora dopo. Per adesso il saluto, il ringraziamento a tutti qui e a tutti là. Sì, allora non c'è meglio di Rosanna Roccia che possa descriverci i valori della cultura. Bravo. Buongiorno a tutti. Più che i valori della cultura, io vorrei raccontare brevemente alcune perle di questi 50 anni del Centro Studi Piemontesi. Albina ha detto appunto che dirigo la rivista Studi Piemontesi, la dirigo dal 2011, da quando purtroppo è mancato il direttore precedente, Luciano Tamburini, mio ex collega, carissimo amico. Abbiamo cercato in questi anni di dare una veste un po' nuova alla rivista, mantenendola però nel solco pensato dai suoi ideatori 48 anni fa. Ecco, è molto interessante questa coincidenza. Abbiamo aperto ai giovani, sia come comitato scientifico, abbiamo introdotto persone nuove, c'è stato un po' un turnover che è dovuto così alle vicende della vita, ma abbiamo anche aperto a giovani studiosi che per la prima volta hanno pubblicato un loro scritto nella nostra rivista, e questo è molto importante perché inutile rivangare cose già note, i giovani hanno difficoltà a inserirsi, però bisogna anche che si inseriscano in luoghi seri, controllati, che presentino dei lavori insomma che siano accettabili, e in questo io personalmente sono piuttosto severa, Albina me lo dice sempre, ma credo che il livello di una rivista sia importantissimo tenerlo sempre più elevato, e anzi se si riesce a salire ogni volta un piccolo scalino penso che sia molto importante. Cos'altro dire? Ho conosciuto tante persone in questi anni, ma anche prima di avere questo ruolo che spero di svolgere in modo adeguato finché insomma la salute me lo consentirà. Penso che il Centro Studi in questi 50 anni ha fatto tantissimo. Una delle opere più importanti che voglio ricordare qui è l'Epistolario di Massimo D'Azeglio. Georges Virloget non può essere presente con noi
ogni volta che ci scriviamo mi dice ma non so se tornerò ancora a Torino, spero di poterlo fare. Insomma, questo lavoro naturalmente l'ha faticato molto, gli anni che passano sicuramente non sono a nostro favore, però questo lavoro è così importante, così ben fatto, così serio e valido nel panorama dei grandi epistolari del Risorgimento, si colloca veramente come un fiore all'occhiello, e non soltanto del Centro Studi Piemontesi, ma proprio dell'editoria relativa agli epistolari. Ecco, quindi mi piace ricordare questa iniziativa così importante, ma poi anche questa straordinaria attività editoriale del Centro Studi Piemontesi, che pubblica parecchi libri all'anno, tutti libri importanti, seri, controllati. Albina, dico sempre, è una macchina da guerra, in senso naturalmente positivo. Naturalmente c'è la spinta di Gustavo, che è un altro eccezionale colonna, un'altra eccezionale colonna del Centro Studi Piemontesi. Gustavo ha 1000 idee, 1001, diciamo pure, anche un po' di più, e tutte comunque idee molto importanti, valide, che cerchiamo insomma di cogliere e di sviluppare. Qui appunto gli amici Graziella Riviera, Albina ha già citato il suo bel libro, ci conosciamo da tanto tempo, ha seguito sempre le nostre attività in tutte le nostre anche precedenti vite. Il generale Cravarezza, che ha questa sala bellissima, che gestisce con molto impegno, molto coraggio e anche con molta signorilità, questa associazione della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, questa sala Vivaldi sempre così accogliente, dove accoglie anche libri altrui che però passano attraverso la collaborazione del Centro Studi Piemontesi. Quindi questa apertura del Centro Studi Piemontesi anche all'esterno, con collaborazioni diverse, mi sembra che sia veramente importante. 50 anni, diceva il Presidente, sono pochi. A 50 anni si è ancora molto giovani, direi, perché adesso io ne ho molti di più, e quindi se penso ai miei 50 anni, insomma, sì, sono pochi, ma sono anche tanti, perché dipende da come si vivono, dalle cose che si fanno. Il Centro Studi Piemontesi ha fatto davvero tanto, tanto, tanto. Io mi riservo eventualmente, se qualcuno vorrà chiedermi qualcosa, intervenire dopo. Passo la parola a Graziella Riviera. Grazie. Visto che siamo sul filone ricordi personali, anch'io mi atterrò a questa linea. Dirò che il mio primo incontro con il Centro Studi Piemontesi è stato a livello di studio durante gli anni universitari, perché c'era stata questa grande sorpresa delle collane di testi, di studi di testi piemontesi, che erano anche una novità per gli studiosi, perché prima non si trovava niente, era difficilissimo accedere a questi testi antichi se non nelle biblioteche specializzate. Quindi diciamo che il primo incontro è stato a livello di studio. Il vero però incontro continuativo è stato poi a livello di lavoro. Io ho lavorato alla RAI, prima ai programmi, poi ai servizi giornalistici per molti anni, e sono stata assunta in concomitanza con la nascita della terza rete. La terza rete aveva come tra le linee fondanti anche la diffusione regionale. E infatti con la terza rete sono nati sia gli spazi dei programmi regionali, sia la TGR, cioè la testata giornalistica regionale con i telegiornali regionali. A livello di programmi avevamo gli spazi, avevamo uno spazio televisivo di mezz'ora al giorno che andava in onda alle 7, 7 e mezza di sera,
a livello radiofonico uno spazio più lungo che di 3/4 d'ora nel primo pomeriggio. Il livello dei programmi dava la possibilità di grandi approfondimenti e mi ricordo che nel mio caso molto si faceva a livello radiofonico. Non so se ricorderete i nomi di Anfossi, di Massimo Scaglione, lo stesso Bruno Gambarotta lavorava con noi in quel periodo e tutti collaboravamo a questi spazi regionali. Albina era spesso invitata anche come rappresentante di istituzione, poi anche come fonte di informazione. E quindi questo per quanto riguarda i programmi. Per quanto riguarda invece i servizi giornalistici, lì il contatto è stato anche più intenso, più frequente, perché ci si legava a occasioni specifiche o di cronaca o di eventi particolari. Mi ricordo che per me c'erano degli appuntamenti fissi. C'erano gli appuntamenti di dicembre, si cominciava con il libro per Natale, che per me era sempre una festa, mi piaceva molto fare questo tipo di servizio perché intanto si vedevano tutte le novità. Avevo persino trovato una siglettina che era una canzone cantata dalla Grangia e si chiamava Joli Coeur e che usavo sempre come sottofondo. Poi c'era la VIA, anche questo era uno spettacolo sempre diverso, con gli attori, con Brusa, a volte si faceva il Gelindo, anche questa era un'occasione per sentire un po' di teatro piemontese. E poi ovviamente c'era l'appuntamento del Salone del Libro e questo, anche qui si faceva capo ad Albina Malerba perché lei teneva un po' le fila anche degli altri editori piemontesi, quindi quando avevamo bisogno di informazioni chiedevamo a lei che sapeva sempre tutto e quindi faceva sempre da base anche per le nostre riprese. Oltre a questi appuntamenti del calendario poi c'erano altre cose, mi ricordo le premiazioni per i testi di teatro piemontese, a volte c'erano anche degli spettacoli, poi c'erano gli eventi culturali, il già citato Epistolario d'Azeglio, che anche questo più o meno ogni 2 anni si pubblicava un libro. E poi anche le interviste con i personaggi chiave, per esempio Padre Gasca, indimenticato Padre Gasca, Luciano Tamburini. Anche le interviste fatte a loro sono state un modo per avere una documentazione delle loro voci e dei loro volti. Detto questo, aggiungo che non è così scontato fare i servizi anche se ci sono le occasioni per farlo, perché riuscire a fare un servizio per una redazione giornalistica, un servizio culturale in spazi che sono molto limitati non è sempre facile, quindi bisogna da un lato che ci sia una sensibilità da parte del caporedattore che è interessato a questi temi, dall'altro che ci sia anche lo spazio, che ci sia la possibilità di avere una troupe. Bisognava riuscire a conciliare tutte queste eventualità, non sempre era possibile, a volte si mediava, si cercava qualche compromesso, magari non si faceva il servizio proprio lo stesso giorno, si cercava di farlo prima o dopo, in modo da poter comunque coprire la notizia. E questo ogni volta era un po' insomma, una scommessa, ma io ho cercato di fare il più possibile. Opla, fatto un po'. Buongiorno a tutti, cercherò di essere brevissimo, però ringrazio che si sono fermati con noi anche il direttore dell'INPS regionale Beppe Baldino e relazioni esterne proprio dell'INPS Gianni Firera, con cui collaboriamo in tante occasioni. E saluto tutti voi e vi ringrazio di essere qua perché per me è un po' difficile questa mattina.
devo fare outing. Prima di venire qui ho fatto un po' di outing perché volevo dire qualcosa che fosse anche personale, e qui ho gli appunti dell'analista quando l'ho fatto, perché bisogna sempre, per ricordarsi bene quello che si è fatto. Allora, prima di tutto perché sono arrivato a Torino nel 2005 e conoscevo di fama il Centro Studi Piemontesi, che aveva già qualche anno sulle spalle, anche se non sono tanti, però sono importanti, e lo consideravo, io ero un militare, devo dire che non avevo ancora molto ben presente quello che era la mia missione futura di espressione, cose del genere, quindi avevo tutti altri pensieri per la testa. Però ricordo che arrivando a Torino il Centro Studi Piemontesi mi sembrava la casa dei piemontesi importanti, insomma, no? Quindi quelli che hanno un livello e soprattutto un ritrovo inarrivabile, pensavo lì per me, di studiosi e di storici, che non era il mio campo, devo dire che allora, però lo invidiavo, ecco, invidiavo molto. Devo dire che questo ve lo dico proprio come outing puro e personale, invidiavo molto quell'ambiente a cui partecipavo anche per istituzione, quindi venivo spesso a sentire in interessanti conferenze. Poi venne l'occasione di andare in pensione, il 2011, con tutti i raduni e cose del genere, e quindi un altro outing, cioè pensavo di raccontare tutti i miei 42 anni di storia militare, tutte le mie esperienze, tutto quello che era l'esercito a Torino, dato che il circolo era stato un po' la casa delle forze armate, allora, e volevo fare un libro importante. Poi venne fuori questo librone qua. Da chi potevo farlo? Erano la storia dei militari a Torino. I militari sono nati a Torino, hanno la loro casa qui, hanno le loro origini, le loro tradizioni, tutto quello che sono i legami del nostro eletto, che aveva fatto qui i 150 anni, erano qua a Torino. Allora, per raccontare questa storia, che avevo vissuto in una parte di questa storia, ho pensato che l'unico che poteva essere l'editore giusto per raccontare questa storia poteva essere solo il Centro Studi Piemontesi. Allora, facendomi, devo dire, raccomandare da un amico, un socio, perché non si poteva entrare, Filippo Beraudo di Pralormo, che mi ricorda, perché tra l'altro avevo una conoscenza, noi abitavamo nel Palazzo Pralormo, poi sapete che il papà aveva costituito la regione militare nord, quindi proprio era il nostro riferimento, lume. Allora venni e incontrai in quell'occasione la tremenda, perché la vedevo così, che adesso mi farà un esame, chissà, me lo fece l'esame, devo dire la verità, che mi guardò, mi fece spiegare esattamente cosa dovevo fare, cose del genere, e poi conobbi naturalmente la persona affettuosissima del Presidente, però lei non si accontentò, mi mise alle calcagna il suo sgherro, che era Gustavo Moladino Maglio, perché giustamente, lo dico adesso, il Centro Studi Piemontesi deve garantire degli standard, non può permettersi, anzi è proprio la voce importante e storica di quella che è la nostra storia, e pertanto, ecco, e allora lui ci dovette assorbire pagine e pagine e mi correggeva, mi illuminava, mi dava indicazioni. Quindi devo dire, ecco, che mi sono sentito immediatamente immerso, non in un ritrovo inarrivabile, ma proprio nella casa, nella famiglia, cioè nel rapporto personale con le persone che, devo dire, mi ha gratificato enormemente. Ecco, devo dire, sia con i rapporti personali che da un punto di vista culturale. Da questo outing mi sono messo dei punti per non dimenticare, però ecco, devo dire che questi standard che il Centro Studi assolve sono un marchio di garanzia. Ecco, questo dobbiamo dire, che se uno prende un libro del Centro Studi Piemontesi sa che prende una cosa seria, che prende una cosa vera e che prende una cosa curata. Ecco, questo penso che chiunque possa avere questa certezza, e mi fa piacere riconoscerlo a chi ha in mano questi strumenti per poterlo fare, che è veramente davvero un centro di elite, un centro di capacità professionali e storiche veramente importanti. Detto questo, questa frequentazione mi ha arricchito molto, quindi lo penso per tutti. Basta che voi, ecco, se qualche volta vi capita di andare ai lunedì, a voi lo dico, ma spero che lo sentano tutti, anche quelli lontani, che saluto caramente, ecco, vi sentite in famiglia, ma soprattutto
perché non si vendono libri, ma si elaborano insieme, si commentano insieme, si studiano insieme, ognuno dice la sua. Cioè, chi viene a sentire i ritrovi del lunedì non viene per sentire una cosa che non ha mai sentito, anzi la studia prima perché deve intervenire, perché deve dire qualcosa, perché deve collaborare, cioè deve contribuire. Ecco, questo è il bello di questo Centro Studi Piemontesi e io invito tutti davvero, anche chi non lo conosce ancora, ma di venire a frequentare quei lunedì che sono gli standard, poi ce ne sono tanti altri di incontri, però che danno veramente l'impressione che sia una famiglia che è votata a fare qualcosa per il Piemonte e per le sue radici, proprio per continuare questa tradizione che abbiamo. E poi un altro outing che è venuto fuori è questa collaborazione che ha già ricordato Albina, che è quella della collaborazione con la biblioteca. Anche lì è stata un'altra avventura inserirmi in questo mondo che mi ha veramente altrettanto gratificato, però ecco, con la biblioteca abbiamo un compito comune, mentre la biblioteca è statale, però che ha il compito di mantenere quello che è i valori e i livelli locali attraverso questa collaborazione che ormai è diventata strategica. Ecco, il Centro Studi Piemontesi veramente siamo i custodi delle radici del Piemonte e vi ho portato un altro libro solo per farvelo conoscere che abbiamo fatto insieme, non l'ho fatto io ma abbiamo fatto insieme Centro Studi Piemontesi, Associazione Amici, i 600 anni Piemonte Bonnovelli, i 600 anni del Ducato di Savoia. Ecco, mi ha fatto piacere proprio l'altro giorno che la biblioteca in un incontro importante con personalità, sponsor eccetera, che libro gli ha dato questo? Perché dice qui trovi la nostra storia del Piemonte, di chi siamo. Ecco, e dei libri importanti che noi abbiamo qua all'interno, perché voi sapete che la biblioteca è proprio stata costituita da Vittorio Amedeo II quando è diventato re nel 1722, ha dato la sua biblioteca ducale alla città di Torino, unendola a quella della città e a quella dell'università. Ecco, allora questo è il legame che sento ancora più forte dopo la frequentazione e l'amicizia che è diventata ancora così più importante e tra l'altro è proprio un elemento anche di questa giornata odierna. Oggi facciamo i 60 anni, i 50 anni, pensate che proprio nel 2017, volevo dire 50, ci lanciamo nell'aprile, 19 aprile del 2017 lanciamo proprio quella fucina di pensieri e di elaborazioni e di collaborazioni che dovevano portare proprio a questo. Erano i 45 anni della rivista e quindi interdisciplinare, però è stata fatta l'auditorium con una bella mostra, con tutte quelle che erano state le pubblicazioni fino allora, con gli obiettivi del futuro e anche in quella giornata che mi parve veramente straordinaria perché conobbi anche altre persone, perché eravamo in tantissimi, c'era una collaborazione, si parlava, ognuno cercava di dire la sua perché questo evento venisse al meglio possibile. Oggi siamo pochi, ma virtualmente siamo tantissimi, siamo quel numero che eravamo là. Allora, in questa logica finisco e ho terminato per dirvi anche che adesso assieme alla biblioteca, assieme al Centro Studi Piemontesi, ho la possibilità di legare insieme anche un'altra parte della radice del Piemonte che è proprio la direzione del Museo Pietro Micca. Anche lì naturalmente ci sono le nostre radici ancora forti e collaboriamo perché se voi venite il primo sabato del mese alle ore 16 c'è la visita in piemontese e chiunque però gradisce, in qualunque giorno noi siamo in grado, abbiamo 3 guide che parlano abbastanza bene il piemontese, che sono in grado di portare avanti anche in piemontese quella che è la nostra storia. Pertanto io direi che i 50 anni sono davvero un traguardo, come adesso potrei portarlo avanti per 3 ore dicendo che la stazione è un punto d'arrivo ma è anche un punto di partenza, che all'aeroporto arrivano gli aerei ma poi partono, che i compleanni poi dopo. Ecco, allora anche questo è semplicemente un piccolo traguardo di una storia che sarà sicuramente importante e lunghissima e porterà del bene al Piemonte e a tutti noi. Quindi grazie a tutti voi che l'avete realizzato. Visto che abbiamo la possibilità di andare ancora avanti un pochino e che sono presenti diversi autori che hanno pubblicato per il Centro Studi Piemontesi, a uno vi chiamerei e vi chiederei di dire 2 parole sul libro che avete pubblicato e poi lascerei anche spazio ad altri prima di dare la conclusione a Gustavo Mola di Nomaglio. Se posso cominciare vorrei invitare un momento il
dottor Edoardo Daneo, che ha appena pubblicato un libro per il Centro Studi Piemontesi. Chiederei di parlarne anche perché poi chi vorrà potrà venire allo stand del Centro Studi Piemontesi, padiglione 2 K01, e troverà il libro a disposizione. Quindi se vuoi dirci due parole del libro che ha appena pubblicato. Poi vi chiamerei. Il libro che ho appena pubblicato è un libro di memorie di famiglia, memorie documentate, che dovrebbero essere di interesse per diverse persone. Cosa succede? Mio nonno è stato ministro della pubblica istruzione, ministro delle finanze nel primo anno, anzi in un anno e mezzo della prima guerra mondiale, ministro delle finanze e parlamentare per 20 anni. Morale, i suoi figli sono stati diplomatici, tutti e due ambasciatori eventualmente, e suo genero è stato un importante militare, una medaglia d'argento a Pozzuolo del Friuli. Morale, tutti questi ricordi documentati da fotografie e da documenti originali inediti costituiscono questo libro che ho chiamato Conversation Pieces. Questo Conversation Pieces riflette il titolo che si dà ai ritratti di famiglie che si trovano nelle case inglesi. Si vedono i ritratti con i protagonisti della famiglia che vanno a caccia, che sono in guerra, occupati in diverse operazioni. Monale, queste Conversation Pieces sono ricordi di famiglia documentati. Questa documentazione risultava sufficientemente importante a Gustavo Mola di Nomaglio, il carissimo amico Gustavo Mola di Nomaglio, da dirmi: guarda che non è un libro per la famiglia solo, questo è un libro che interessa il pubblico in genere. E è venuto fuori una pubblicazione della quale sono abbastanza orgoglioso, possibilmente interessante anche per i risvolti folcloristici. I miei nonni erano di origini diverse, alsaziane, francesi, costaricane, svizzere, e un'altra parte della famiglia era strettamente piemontese. Tutto sommato sono cose abbastanza originali. Sono molto contento di come è venuta la pubblicazione, devo ringraziare naturalmente Albina Malerba per avermi indirizzato, ma Gustavo Molla è stato veramente la mente della pubblicazione. Con questo ringrazio il Presidente e ringrazio Albina Malerba per avermi dato la possibilità di raccontarvelo. Il libro di Edoardo Daneo non sarà presentato qui al Salone perché gliel'avevo proposto, ma ha detto no, e in effetti c'è tanta confusione, però sarà in programma nei nostri incontri del lunedì. Chiedo una testimonianza sul libro, sulla biografia di Anna Maria d'Orléans a Maria Teresa Reineri. Prego. Allora, devo dire che questo libro mi ha lanciato nel mondo storico-letterario del Piemonte e proprio l'altro giorno ho scoperto che domenica prossima a Superga verranno ricordati i 350 anni della nascita di Anna d'Orléans. Comunque, perché è nato questo libro? Io sono una fisica prestata poi all'informatica, quindi con la storia avevo poco a che fare, ma avevo in casa un dipinto che mi affascinava, ma di cui non conoscevo il nome del soggetto. E mi fu svelato tanti anni fa e allora dissi: ma devo capirne qualcosa. E così è uscito questo volumone. La direttrice Albina Malerba mi aveva invitato possibilmente a ridurlo. Io dissi: ma magari ne aggiungo ancora un pezzo. Passò molti esami e grazie a Dio mi ricordo, conservo la lettera che Luciano Tamburini mi inviò complimentandosi, forse anche troppo eccessivamente per me, e poi il libro
vide la luce, vide un certo successo, tanto che abbiamo, io dico finalmente, una seconda edizione di questo studio. Ma forse il libro che è meno conosciuto ma che è più caro al mio cuore è quello sul Giovanni Francesco Fiocchetto, il medico della peste del 1630, anche quello nato perché? Ma perché in casa mia da sempre esisteva probabilmente una copia settecentesca del suo testamento. Allora capire perché c'era in casa questa copia, chi era costui, intanto mi ha fatto fare un bellissimo excursus linguistico, perché questo Fiocchetto, oltre ad essere poi diventato conte di Bussoleno, in ringraziamento alla sua attività, al suo lavoro durante il periodo della peste, aver salvato in un certo senso Torino, ho perso il filo del discorso. Dicevo, mi aveva fatto fare un lungo excursus perché Fiocchetto aveva accompagnato in Spagna ai tempi di Filippo III i primi 3 principi figli di Carlo Emanuele I, e del terzo di questi ragazzi fu per lunghi anni a fianco, sia in Spagna che poi sul mare, che poi in Sicilia, quando Emanuele Filiberto, che portava il nome glorioso del nonno, fu nominato viceré di Sicilia. D'altra parte io ricordo, e invito, se qualcuno deve andare alla cappella a Palazzo dei Normanni, scendere nella cappella, e nella cripta c'è una bella lapide in cui si parla di Emanuele Filiberto. La prima volta che la vidi dissi: ma cosa c'entra Emanuele Filiberto? Io pensavo a Testa di Ferro con questa lapide, e così, scrivendo quel libro, ho anche scoperto perché. Vabbè, poi grazie a Dio ho avuto il piacere e l'onore di essere molte volte presente sulla rivista Studi Piemontesi, e spero, nonostante l'età, magari di continuare ancora. Grazie. Allora, è presente anche Alessandro Macchi. Il suo libro, che è appena uscito, da un curioso titolo che adesso lui ci spiegherà brevemente, si intitola Desmé, sarà presentato nei prossimi giorni alla Società Ingegneri e Architetti, ma lo dirai tu, e poi nelle riprese delle conferenze sarà poi anche presentato, credo, al Centro Studi Piemontesi. Alessandro, se vuoi dire 2 parole sul tuo libro, breve, perché poi ci scade il tempo e voglio poi dare la parola a Gustavo. Grazie. Pronto? Io sono Sandro Macchi, sono un ingegnere, quindi un po', se vogliamo, anomalo. Come ho conosciuto il Centro Studi Piemontesi? Prima che nascesse il Centro Studi Piemontesi avevo conosciuto Toio Fnui, il grande Toio Fnui, un uomo poliedrico, di fantasia, industriale, gianduia, e alla festa del Piemonte mi aveva invitato a andare alla festa, appunto, al Piemonte Colle della Sietta, e poi a Ramata in casa sua, e c'era anche una giovane donna, Albina, ti ricordi, no? E allora, quando siamo stati a Ramata, nel suo bellissimo rifugio sulle Alpi, mi ha raccontato del desmé delle cose. Il desmé come quello che vive nel nostro intimo, in modo profondo, e che si rinnova tutti, è presente sempre, si rinnova sempre, perché è stratificato nell'anima, che è quello che abbiamo vissuto con intensità. Allora, volendo, diciamo, io ormai faccio 60 anni di professione, e riassumere un po' le sensazioni, di cui farò un brevissimo cenno, della mia vita professionale, a contatto con la natura, a contatto con le grandi opere. Anticipo subito come la mia famiglia sia stata importante, voglio dire, per Torino, perché a fine 800 il mio avo è venuto dalla Lombardia in Piemonte per via Pietromica, e mio padre si ricorda di suo padre, mio nonno, nei lavori per il taglio della facciata della chiesa del padre di San Tommaso, che è stata arretrata perché ingombrava sulla via Pietromica. Mio papà poi, mio nonno aveva poi un'impresa,
Mio papà però ha preferito andare in ferrovia. In ferrovia poi si è interessato del primo abbassamento della ferrovia da Portanuovo a Portesusa, nel famoso trincerone che voi tutti conoscete. Io poi, nello stesso posto dove, è una bellissima fotografia che ho, ci passa la locomotiva a vapore dell'inaugurazione nel 1929 dell'abbassamento della ferrovia, mi trovo io sottoterra perché ho diretto il passante ferroviario di Torino. Il passante ferroviario con una mia invenzione su 2 piani, eccetera, eccetera, di cui parlo anche ovviamente nel libro e di cui l'interesse e anche le dispute che ho avuto con tutti gli addetti ai lavori per riuscire a fare un'opera degna della città, nella ricerca, devo dire, della sicurezza e vorrei dire anche della bellezza. Dopo il passante ferroviario, l'alta velocità Torino-Milano. Ho avuto la fortuna di fare a piedi tutta la tratta da Torino-Milano, risalire i fiumi, governare con l'autorità di bacino Parma le fasce fluviali, stabilire le quote dei ponti anche dell'autostrada, salvare per certi versi certe tratte delle risaie con lotte anche tra i vari componenti, vedere i ponti come quello in ferro che c'è sulla Dora. Poi la metropolitana di Torino. La metropolitana di Torino, siccome mi ero interessato per 4 anni alla metropolitana di Napoli, dove, sapete tutti, la metropolitana dell'arte, diciamo, volevo portare anche a Torino un soffio di modernità, però con una variante, stazioni aperte, sicure, soprattutto nei confronti anche delle donne. E quindi con una lotta che mi ha visto quasi molte volte quasi sott'acqua, ma poi sono sempre riemerso con tenacia Guregna, in piemontese, sono venute stazioni, vedete adesso, che sono aperte, visibili, confortevoli. E poi senti, no, è per dire il perché del Piemonte, la traforo del Freus, basta così. Niente, dal colloquio con la natura, sono gallerista, no? Ho parlato con la natura, da sotto, da dentro la natura. Di qui, diciamo, un interesse per l'ambiente, un interesse un po' generale che si condensa poi in una parola, la bellezza del contatto con la natura, con l'ambiente, con gli uomini soprattutto, eccetera, eccetera. Il libro di me è bellissimo. Grazie. Grazie Alessandro, e perché siccome voglio che presenti queste cose al centro studi, non vorrei rovinare la presentazione, ricordo che il libro si intitola Desme, è pubblicato sotto l'insegna del centro studi piemontesi, anche se l'edizione l'ha seguita tutta personalmente Alessandro Macchi e ha stampato a Salerno, quindi anche belle queste possibilità, no? Di lavorare insieme anche con altre parti d'Italia. È disponibile allo stand K01 del Centro Studi Piemontesi. A questo punto io darei la parola a Gustavo Mola per chiudere l'incontro, perché anche se teoricamente abbiamo tempo di andare avanti, ma credo che un'ora poi la gente la voglia agire. Se però qualcuno vorrà dire qualcosa, allora prima di darei la parola a Roberto Gnavi, che la darei a tutti, ma perché è un socio tra i più fedeli. Prego. Grazie. No, io volevo solo dire questo, con l'occasione. Per adesso e per chissà quanti anni il centro studi è vitalissimo grazie alle persone in buona salute intellettuale e fisica che lo reggono. Però il futuro, vista l'età media di chi regge il centro, non è così garantito dal punto di vista della qualità e dell'energia, perché in futuro, immagino, col prestigio di cui gode il centro, ci sarà pur sempre un volano di prestigio anche finanziario, probabilmente esisterebbe comunque anche fra 50 anni. Ma se dovesse diventare un organismo burocratico in cui la gente entra perché sì, è una cosa interessante, un'occasione professionalmente, eccetera. No, qui c'è bisogno di arruolare gente relativamente più giovane che abbia entusiasmo, che sia disinteressatamente interessata a questo. Ecco. Allora il problema è grosso perché in una città oltretutto che si è estremamente depiemontesizzata negli ultimi decenni,
Non è facile questo. Allora io, usando una parola orribile ma utile, dico in ambito diciamo scientifico, rastrellamento, io invito i responsabili del centro a chiedere a chiunque attendibile un parere su questa cosa, come attirare dei giovani disinteressati, cioè interessati al Piemonte, interessati alla storia e alla cultura, non specificamente solo interessati a trovare un posto, a avere contatti col centro, produrre eccetera. E per rastrellamento intendo dire tutte le persone di una certa qualità intellettuale che vi vengono in mente, perché a volte essere, come dire, sopraffatti dalla malinconia e dire beh, pazienza è una tentazione irresistibile. Grazie. Ha chiesto la parola, così si presenta. Sì, certamente, grazie. Beh, innanzitutto grazie al generale, dove è dato, eccola qua. E poi è un grande piacere rivedere il presidente Giuseppe Pichetto quale presidente di questa associazione. Io sono, a proposito di rastrellamento di cui parlava l'amico di prima, io sono il presidente dell'Associazione Culturale Vitaliano Brancati, sono siciliano di origine, però io oramai sono da 50 anni qua a Torino, perché sono arrivato che avevo 18 anni all'Università di Piazza Arbarello e poi ho fatto la mia vita qui all'interno dell'INPS, insieme al direttore regionale, mi occupo di comunicazione, sono responsabile della comunicazione dell'INPS. Io credo che, e ne parlavo prima con il generale Cravarezza, io credo che un'apertura verso altre associazioni che siano italiane ma che comunque rispettino la cultura piemontese, io credo che si potrebbero creare delle buone sinergie, delle ottime sinergie. Ci incontreremo magari più avanti per vedere di riuscire a creare queste sinergie culturali, come diceva l'amico prima, ad alto livello, perché anche qui a Torino ci sono veramente, credetemi, tanti siciliani di cultura elevatissima e io credo che questo possa essere un bene per l'associazione piemontese. Quindi dichiaro fin d'ora la mia disponibilità a livello di associazione, grazie al generale Cravarezza per avermi fermato, perché ha creato già da subito una grande sinergia. Grazie. Grazie. Due stimoli finali molto interessanti, quello di Roberto Gnavi nella sua veste di psichiatra anche, direi, non soltanto nella sua veste di socio del Centro Studi Piemontesi, anche un po' nella sua veste di presidente di Italia Nostra, che combatte costantemente una battaglia per sensibilizzare le persone. Ma anche il discorso del direttore comunicazione dell'INPS ci tocca da vicino, perché il Centro Studi Piemontesi, guardando molto vicino a noi, sta curando insieme alla Biblioteca Nazionale una mostra che sarà dedicata a un grande siciliano. Il prossimo anno ci saranno tutte le istituzioni coinvolte, grandissimo siciliano, torinese in qualche misura, Filippo Juvar, perché effettivamente si celebra il tricentenario di alcuni anni in cui sono iniziate le sue opere a Torino. Quindi avremo grandi mostre, avremo cataloghi, avremo studi, avremo approfondimenti. Ma i rapporti del Piemonte con la Sicilia sono saldissimi sin dal primo regno di Sicilia, quando, come documenta l'abate Stellardi, Vittorio Amedeo II promosse un'opera in pochi anni di straordinaria ristrutturazione giuridica, sociale, poi prontamente interrotta dal fatto che la politica internazionale mal tollerava che i Savoia fossero re di Sicilia, perché con questo acquisivano un potere superiore a quello che si desiderava. Ma poi quando alle soglie del Risorgimento la Sicilia si ribellò ai Borboni, a chi propose di assumere la corona di Sicilia? A un Savoia, al fratello di Vittorio Emanuele II. Abbiamo ascoltato alcuni tasselli delle produzioni del Centro Studi Piemontesi, molto variegati, molto significativi, molto particolari. In realtà noi guardiamo da sempre a un perimetro culturale che è all'interno non di coordinate locali o regionali, ma di coordinate nazionali e di coordinate internazionali.
Ovviamente lo Stato sabaudo, gli Stati sabaudi erano già di per sé multinazionali e anche bilingui, perché lo Stato sabaudo abbracciava importanti sezioni, non solo, come ovvio, dell'attuale Francia, con la Savoia, la Bresse, il Bugey, fino alle porte di Lione, ma anche vaste aree della Svizzera, Berna, di cui Pietro II, detto il Grande di Savoia, il piccolo Carlo Magno è considerato il secondo fondatore, il Vaud, il Vallese, Ginevra, il Ginevrino, e quindi uno Stato che ha una sua realtà internazionale a priori. Oggi la sfida di un istituto come il Centro Studi Piemontesi, e sottoscrivo quando diceva Roberto Gnavi circa la necessità di avere molti giovani, ma ce li abbiamo, attenzione, non sono ancora fruibili perché il tempo, ecco, il generale Cravarezza segnala a se stesso, non sono ancora fruibili ovviamente, perché purtroppo o per fortuna hanno un lavoro, sono impegnati nella ricerca, sono impegnati nell'università, sono impegnati nelle multinazionali in differenti settori, e questo ci rassicura anche sulla loro crescita, sui loro ruoli. Ma in realtà la sfida è mondiale oggi. Noi abbiamo degli scontri in corso di civiltà, di visioni all'interno della globalizzazione, che può piacere o no, ma comunque sia il mantenere delle salde radici, che si globalizzi o non si globalizzi il mondo, il mantenere salde radici, salde convinzioni, saldi valori, sicuramente ci consentirà di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Albina, se vuoi chiudere. La voce di un bambino, dico, mi fa piacere, ecco. Vorrei invitarlo a venire, perché ci fa sempre piacere sentire le voci. Io credo che Gustavo abbia chiuso lui, se c'è qualcuno che vuole dire ancora qualcosa, se no varie sono le iniziative che come Centro Studi Piemontesi abbiamo per il 50° di attività. Domani qui in questo spazio alle ore 14 parleremo dell'archivio istituzionale alle ore 16, ho il foglietto lì ma non riuscivo a prenderlo, dell'archivio istituzionale dei Centri Studi Piemontesi, perché senza fare troppe cose abbiamo pensato la cosa più importante per un'istituzione, avendo fatto questo traguardo di 50 anni, è avere l'archivio a posto, e l'archivio è a posto, è stato inaugurato il 15 aprile. Nei prossimi giorni tutto l'indice eccetera andrà poi nel sito, sarà consultabile, insomma. E qui ci sono 50 anni di storia non solo del Centro Studi Piemontesi, ma del Piemonte, di Torino. Alcune immagini, non so se avete visto Luigi Naudi, avete visto Norberto Bobbio, Abrate, cioè c'è veramente tutta la storia del Piemonte. Poi abbiamo degli archivi aggregati, ne dico due, uno è quello del fondo Tovez che stiamo lavorando adesso, che è importantissimo, e l'altro Arrigo Frusta, uno dei fondatori del cinema e anche del Museo del Cinema a Torino, quindi si trovano tante documentazioni. Entro la fine del 2019 concluderemo anche quel lavoro lì. Stiamo preparando un volume che racconterà attraverso semplicemente le cose fatte, cioè il catalogo ragionato dei libri, l'indice di tutta la rivista, qualche breve articolo introduttivo. Andreina Griseri ha già mandato la sua pagina, mando un saluto a Andreina Griseri, accademica dei Lincei, grandissima studiosa e decana del Comitato Scientifico di Studi Piemontesi e del Centro Studi Piemontesi. Ristamperemo quello che consideriamo un po', diciamo così, la guida del Centro Studi Piemontesi, che è quel breve testo di Renzo Gandolfo, Conoscenza e coscienza attuale del passato piemontese, che sarà disponibile. L'11 giugno faremo una festa, l'unico atto mondano che ci permettiamo in tutto questo, però forse in 50 anni un momento anche semplicemente conviviale, con una merenda sinoira, e dove abbiamo coniato anche una medaglia. La merenda sinoira sarà naturalmente riservata ai soci e a un po' di amici e collaboratori che riceveranno proprio nei prossimi giorni
l'invito. Come dico, non è pura mondanità, anzi, però credo che un momento conviviale di tutti i soci che possano parlarsi, eccetera, è anche una cosa buona. Che dire, chi vuole sentire l'archivio domani qui in questo spazio, vi aspettiamo al Salone del Libro, se no vi aspettiamo in qualsiasi momento al Centro Studi Piemontesi a Torino, via Ottavio Revel 15, dove c'è la biblioteca, ci sono i libri nostri, l'archivio e un settore mostre piccolo che accompagna tutte le conferenze. Voglio rendere ancora un pensiero alla nostra socia, l'avete vista passare nelle foto, Agar Pogliano, che mancando purtroppo al quotidiano, ma era sempre presente anche qui al Salone, ha voluto lasciare il suo ricordo lasciando un'eredità al Centro Studi Piemontesi, ed è solo grazie a questa eredità che abbiamo potuto fare un po' di lavoro di sistemazione della sede per poter creare la sala archivio. Quindi un omaggio a lei per sempre. Grazie a tutti e grazie a voi della pazienza e della presenza.